Ciao carissimi amici, si ritorna qua sul canale e questa sera vi offro una chicca, il leggendario trattore Fiat Agri 180-90 dalla laguna di Venezia. Andrea con Enea ci fanno vedere questa leggenda degli anni 80 e anche 90 che ancora oggi ci regala gran fascino. Ragazzi, vai col mitico Fiat Agri 180-90. Ecco qua amici appassionati qua di trattori, diciamo anche fuori produzione. A voi, insomma, secondo voi cosa può essere? Io direi che è una bella bestia questa, Adesso ve la faccio vedere. Ecco, allora dai, insomma vi presentiamo sto bestione qua, Siamo qua in compagnia di Enea, ma c'è anche Andrea qua, È un po' timido, però insomma, vieni qua Enea. Insomma, tu che sei spigliato. Ci siamo. Ecco, presentaci, cosa si dice? Qua non serve presentazioni perché, come tutti quanti sanno, qua siamo di fronte al re dell'agricoltura anni 80 e 90. Fine anni 80, diciamo, inizio anni 90. Questo è il 180-90, per me è veramente una reliquia. Io ho un'affezione particolare a questo trattore. Si dice, insomma, è il famoso Turbostar, no? È il Turbostar della terra, ecco, delle lavorazioni agricole. Ha un motore 6 cilindri in linea, 8500 di cilindrata turbo, chiaramente doppia trazione perché è una macchina che non corre tanto in termini di velocità, ma che in quanto a coppia, spinta e durevolezza è imbattibile, ecco. E ancora è al lavoro tutti i giorni, il motore è perfetto, gli abbiamo fatto la pompa di gasolio nuova, i pneumatici sono abbastanza nuovi. Anno di che anno è questo? Questo è un 81. 81? Scusami, un 86, perdonami, un 86. 86, sì. 1986. Ha ancora il cambio manuale, non ha il power shift. Noi ne abbiamo due di queste macchine, sono uguali, tutte e due senza power shift. Però insomma tutto quello che devono fare lo fanno ancora e io non posso altro che dire che guidare una macchina del genere ti dà delle emozioni costanti. Non è lavorare, è divertirsi. È andare via con una macchina del genere. Voi lo utilizzate? Questo qua, nella fattispecie, questo qua viene utilizzato quest'anno principalmente per trainare questa botte che vedete, per andare a bagnare le strade bianche. Ho Quindi capito. Riempiamo di acqua e poi a pressione per dietro bagniamo le strade bianche dei campeggi qua della nostra dei campeggi zona. La gente si lamenta, dice la puzza di nafta. Non si lamenta perché quando vede questa macchina qua impazzisce. Tedeschi, italiani, è famosa in tutta l'Europa questa macchina. Addirittura abbiamo costantemente richieste di vendita che immagino di continuo. Perché è un piacere avere ancora una macchina, due macchine così in azienda, ecco qua. Allora a questo punto, insomma, Andrea, a questo punto a te il piacere di farci sentire il sound. Accendi qua, Qua saluto un po' tutti gli amici appassionati di trattori, saluto Demis e il contadin di Roveredo, il buon Antonio di Sant'Arsenio. Ragazzi, il Turbostar dei trattori. Quello che manca a Demis. Eccolo qua. Ecco qua, eccezionale, da brivido.
Vieni! Ecco qua ragazzi, fai un giretto qua dentro. Che spettacolo ragazzi. Sabato alternativo eccezionale, vieni dovrò sempre tra i piedi. Eccolo qua, spettacolo. Poi a me piace molto le botti così, insomma, di traino qua dei trattori, botti, liquame, acqua, insomma, mi è sempre piaciuto. Guardate un po', è uno spettacolo questo bel Turbo Star del movimento agricolo. Ecco qua, insomma, vi faccio vedere questo bel allestimento botte o cisterna. Facciamo anche pubblicità qua a questo Minotti di Oderzo. Che dici Demis, Uno spettacolo. Eccoli con il doblò in sfondo. E insomma siamo sull'interno di cabina qua, che mi hanno detto che comunque aveva l'aria condizionata, Poi mi sembra che l'aria condizionata mi ha detto qua neanche, insomma, adesso è un po' fuori uso. Insomma guardate un po', insomma, tettuccio. Bella, questa è la vera aria condizionata. Se vuoi dagli l'accelerata che vedi cosa succede davanti. Dai. Ecco qua, dai, insomma, ho visto che l'acceleratore è un po' come le auto, siccome non è che salgo tutti i giorni sui trattori, non è che sono pratico, però dai, insomma, questo qua è un bel trattore a guidarlo, Ecco qua ragazzi. Strumentazione, quello che viene qua, Dai, faccio vedere un po' il tutto qua, Ecco qua, dietro della botte, insomma, fatto vedere un po' sta cabina. Ti porta un filico per 300 cavalli, ma dove li mettiamo? Ecco qua, abbiamo aperto qua la calandra. Ecco qua, questo qua come consumi meno del 3,30 che dici? Assolutamente sì. Io per fare la spiaggia faccio fuori 50 litri al giorno, che non è per niente male, circa 2 ore e mezza di lavoro.
spese che comunque rientrano, insomma Sì, consuma meno del nuovo John Deere. Consuma meno del nuovo John Deere, capito Dennis? Va bene, adesso lo metti dentro? Che dici te Andrea? Non fare il team, ti piace? Provi emozioni a guidare sto trattore o no? Ti diverti? La forza, è il trattore di mio padre. Il trattore di tuo padre, tuo papà c'è ancora o no? Purtroppo no. Ah, cavolo. Allora insomma è un motivo in più per tenerlo, Esatto. giusto? Diciamo che in principio questa macchina qua non è che, vabbè, sono cresciuto. Sei cresciuto, sto capito? lavorando con questa macchina qua. Però ho sempre stato il classico gabinetto, il primo trattore nuovo, solo in fine ho capito cosa vuol dire bravo. le macchine vecchie. Per cui... Qua mi piacciono a me a piedi. Esatto, bravissimo. Uno e basta un po' di scopo sotto la linea, sempre per un mese. Ecco dai, lo metti dentro te, Nea? Questo lo tieni, insomma. No, ma come detto mio padre, se tu lo vuoi vendere, chi lo compra viene qua con minimo 3 nuovi, se lo vuoi. Possiamo metterlo via? Sì, metti via. Appassionati qua di vecchi trattori! Guarda che spettacolo, ragazzi! Parcheggia! Ecco qua ragazzi, come si diceva qua Enea, in breve parole, macchine confortevoli, all'avanguardia, aria condizionata, però insomma mi dicevi che queste macchine non faranno la vita dei vecchi trattori, no? Come durata? Penso no, per l'elettronica, chiaro. per i ricambi, che insomma... No, un po' perché come si dice, ultimamente da circa 15-20 anni a sta parte le macchine, movimento terra, macchine diciamo camion, macchine civili sono state fatte per non durare 40 anni in termini proprio di qualità dei materiali, dunque l'hanno fatte secondo te per muovere l'economia? Per muovere l'economia, per dare del lavoro un po' a tutti, per far cambiare macchine, per avere sempre mezzi nuovi sotto mano, e è un po' il modus operandi della comunità europea, ecco, che chiede questi tipi di regole. Ecco, noi siamo ancora fortunati perché in spiaggia non ci sono problemi col movimento terra per quanto riguarda le macchine, ma non so ancora quanto. Guardate un po', abbiamo qua anche un New Holland e poi abbiamo qua gli appassionati dei Same. Per te insomma sono buoni tutti e due, per te non c'è differenza? John Deere, io questi due non li conosco, ti dico per te Andrea è sempre quella? Andrea è il tecnico di questo. C'è differenza tra un New Holland, un Same, un John Deere, o ormai sono tutti lì come Tutti quanti lì, forse il Same. Ecco qua, sono qua in compagnia di Andrea, appunto, che avevo chiesto. Andrea, insomma, mi dici un po' le differenze che c'è tra il New Holland, John Deere, insomma i mezzi, insomma, e tu mi dicevi insomma che al giorno d'oggi insomma sono tutte quante simili, basta avere cura e averle bene. Ecco, non c'è quello che ha più qualità, no? Poi abbiamo un Same qua, insomma il Same è quello magari un po' di livello più basso, dicevi? No, sto qua è classe 2004, credo, se ho preso mio padre questo trattore qua. Va bene allora? Perfetto. Questo va bene, no? Perché ogni tanto qualcuno mi dice ma i Same, sai, sono un po' più... No, tutte le macchine vanno bene, basta avere cura. Ecco qua, per cui il caro Demis, il Same va alla grande. E questa cosa qui Claudio mi ha seguito mio padre, non cambia niente il colore rosso, verde, giallo, quello che vuoi, basta che la prendi cura e la macchina va avanti. Ecco qua. Però insomma, belle, però non faranno i 10 anni o i 20 anni dei vecchi... Questa qua c'è... Ah però sì, questa immagino, no, ma ha detto in futuro. Difficile che arrivino all'età dei Fiat vecchi, ecco, questo molto improbabile. Io sinceramente, io ultimamente guardo anche i trattori, ma cioè per me sono inguardabili i nuovi trattori che fanno. Cioè io non riesco più, cioè, io sono amante delle geometrie, cosa vuoi che ti dica, insomma, cioè, non riesco più a vederli i trattori moderni. Belli, andranno forti, però una geometria così insomma non hanno anima. No, esatto. Ecco qua ragazzi, abbiamo fatto il report qua dai trattori qua con Andrea, abbiamo ricordato anche il papà, insomma, appassionato
del 180-90 e niente, insomma. Allora Enea, adesso siamo nelle mani tue, alla ricerca di altri ferri vecchi, Adesso andiamo a fare un giro che ci sarà da ridere nei prossimi minuti di quello che potremo vedere, perché sono sicuro che una cosa che vi farò vedere tra una mezz'ora pochi di voi avranno visto dal vivo. Dai, ecco. buono, dai, non rovinarmi la sorpresa. Spettacolo! Ecco qua ragazzi, appassionati di vecchi trattori, siamo alle battute finali da questa location veneziana, precisamente a Cavallino. Avremo ancora modo di vedere Enea e qualche chicca di ferro vecchio sempre nelle zone tra Jesolo e Cavallino. E all'inizio avevo messo la traccia di un filmato. È pazzesco, negli anni che furono non lo sapevo, avevo inseguito quel camion che era poi guidato dal papà di Andrea e al tempo non facevo i filmati, avevo beccato quella sfumatura così per caso e dopo tanti anni ho incontrato Andrea e ho riproposto questa sfumatura di camion che lo guidava proprio il papà, l'avevo inseguito come un pazzo folle come sempre. Ragazzi, con questa chicca vi saluto e poi vi dico che la famosa sorpresa che Enea doveva farci vedere io non l'ho filmata perché si tratta di un aereo F-104 ricostruito da un appassionato, però io non sono un appassionato di aeronautica e niente, insomma. Però se volete un giorno ve lo ridocumento se passo nelle zone. Ragazzi, ciao a tutti.